Mi ha detto mamma dove ero te? Non lo so cosa hai detto io. Non lo so. Dove sei mia sorella? E così ti tocca il cuore perché tu non sai che cosa dici. Mamma Awa e papà Lamine hanno il cuore straziato e non sanno cosa rispondere ai due figli maggiori, 4 e 8 anni, che continuano a chiedere dov'è Rokeia, la piccola di casa, 6 mesi appena, morta soffocata da un boccone di traverso. È un dolore composto, dignitoso quanto straziante quello della famiglia Guisse. I due giovani genitori di origine senegalese ci accolgono nell'appartamento dove vivono a Tezze di Vazzola. Rokeia, due occhioni scuri e una cascata di riccioli, era una bimba sana e vispa. Alternati alle poppate, da qualche settimana mangiava gli omogeneizzati e come gli altri giorni, anche giovedì, la piccina, dopo la pappa, si era addormentata in braccio alla mamma. Lei dormi. Dopo qualche minuti io, visto lei fa così, ho paura di andare fuori, grigliare tutti, vieni dammi mano. È il papà a raccontare i drammatici momenti quando la piccola Rokeia comincia a non respirare. Urlando aiuto, avvisando tutti i vicini del condominio e loro bravissimo hanno chiamato il 118. E anche io sono andato alla farmacia a chiamare la dottoressa, anche lei brava, è arrivato, ha dato mano, intento salvarla, però dopo arriva l'ambulanza e facevano tutto lo che potevano loro, tardarono 1 ora qua a rianimarlo e dopo lo portarono all'ospedale, che quando lo metterono all'urgenza e 10 minuti dopo mi ha detto la dottora che già non lo possono salvare, è troppo tardi. L'intera comunità di Tezze in queste ore si stringe alla famiglia Guisse, la comunità senegalese, ma anche i compaesani fanno visita e portano doni per dimostrare la vicinanza ai due giovani genitori straziati dal dolore, ma sostenuti da una grande fede. È arrivato Dio, noi siamo musulmani, creiamo lo che arriva sempre, lo che fa Dio. È una cosa che deve arrivare, è dura, dura. Dura, una bambina di 6 mesi ti lascia così, però sono cose di Dio e se noi possiamo salvarlo non va, però così sono la vita, non possiamo fare niente.